via Giulicata, i Tamura di Girgenti, qui in via Atenea. Cosa fate ogni mattina in attesa della festa di San Calogero? Oggi è il 18 giugno, festa liturgica, anniversario della morte di San Calogero. Quest'anno ricorrono i 1465 anni dalla data della sua scomparsa. Come ogni anno si aprono i festeggiamenti al ritmo incessante dei tamburi per le vie principali della città di Agrigento. Poi stasera seguirà la Santa Messa solenne presso la Basilica dell'Immacolata e a conclusione faremo la nostra tipica Diana, esibizione legata appunto alla festa e al culto di San Calogero in Agrigento, la festa più bella che per noi possa esistere nella città di Agrigento. Invito tutti i fedeli, i devoti a partecipare attivamente a tutti i festeggiamenti, soprattutto durante le processioni, con tanta fede e tanta devozione. Parlaci di questo che tieni in braccio. È il simbolo, il simulacro diciamo della cerva appunto legata alla morte di San Calogero. Si narra che sul Monte Cronio a Sciacca appunto nel 561 San Calogero aveva con sé una cerva che viene uccisa per mano di un cacciatore detto Arcadio. Dopo 40 giorni dalla morte della cerva purtroppo viene a mancare anche San Calogero. Il legame tra i tamburi e la festa di San Calogero appunto legata alla sua morte alla cerva, perché il cacciatore Arcadio durante la sua battuta di caccia si portava con sé un banditore di tamburi, perché col ritmo dei tamburi stanava le lepri diciamo dalle tane. Quindi voi lietate tutta la città con i vostri tamburi. Assolutamente sì, oggi giorno 18 è il primo giorno, poi seguirà l'ultima domenica del mese di giugno, saremo nella zona balneare della città di Agrigento e poi da venerdì 3 fino a domenica 12 incessantemente mattina e pomeriggio allieteremo tutti i quartieri della città. E chiamava con aiuto!